Stiamo per iniziare il momento di preghiera in memoria di Don Costantino Vendrame, accompagnati nella preghiera proprio dalla figura di Don Costantino. Saremo aiutati dal Vescovo Corrado e dal postulatore generale dei Salesiani, Don Pierluigi Cameroni. Ci alziamo in piedi e la veglia la vivremo in 3 momenti. Il primo momento è un momento di adorazione. Iniziamo con il canto Vocazione.
Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Credo, Signore Gesù, di essere alla tua presenza. Aumenta la nostra fede. Credo, Signore Gesù, che tu mi parli nel silenzio. Apri il nostro cuore. Credo, Signore Gesù, che tu vuoi guidarmi con la tua parola. Aiutami a conformare la mia vita alla tua volontà. Insieme invochiamo lo Spirito Santo. Siamo qui, dinanzi a te, Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare. Mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia. Non ci faccia sviare l'ignoranza. Non ci renda parziali l'umana simpatia, perché siamo una sola cosa in te e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siamo qui davanti a te, Signore, realmente presente in questo pane eucaristico. E siamo felici di stare in adorazione di questo grande dono d'amore per tutta l'umanità. Aiutaci a stare con te cuore a cuore, come faceva in molte occasioni Don Costantino. Aumenta in noi la stessa fede di Don Costantino per essere come lui convinti della bellezza e della grandezza di questo dono che è l'Eucaristia, fonte della sua santità, fonte di quella di tutti i santi e fonte anche della nostra vita buona e santa. Per questo abbiamo voluto iniziare con un momento di adorazione, per restare in silenzio e in ascolto. Chi può rimane in ginocchio oppure seduti o come preferiamo. E in questo momento di ascolto e di silenzio ascolteremo alcune frasi sull'affetto che aveva Don Costantino per l'Eucaristia e poi faremo dei momenti di silenzio. La figlia di Maria Ausiliatrice, Sor Agnes Curcalang, afferma: ricordo padre Vendrame con la sua accentuata devozione per l'Eucaristia. Era solito rimanere in preghiera per 3 giorni consecutivi prima della processione eucaristica e la sua preghiera era che Cristo Gesù conquistasse la terra dei casi.
Don Vendrame, di cui spicca l'operatività e la passione per il fare, è anzitutto onorante e polarizzato in particolare dall'Eucaristia, un innamorato di Cristo che ogni giorno rinnova a questa sorgente la grazia della vocazione e del dinamismo apostolico. Padre Vendrame era un uomo preghiera, sempre in comunione con Dio, passava ore davanti al tabernacolo. Chi l'ha conosciuto testimonia che egli era una persona riflessiva e di preghiera, che viveva di più grazie all'Eucaristia e alla preghiera che al cibo materiale. Preparava la messa con cura e si preparava ad essa con la preghiera personale. Inoltre dava pubblica testimonianza della fede nella presenza reale, sostando in ginocchio di fronte al Santissimo. Sempre davanti a Gesù Eucaristia, portava i problemi che la vita in missione gli presentava e doveva risolvere. Egli risolveva questi problemi in ginocchio. Nei primi anni della sua permanenza in India, il suo superiore, Monsignor Mattias, fu un po' perplesso per questo uomo diverso dagli altri, che parve vivere una vita tutta sua e sfondava e convertiva, dove altri bravi missionari prima di lui
non erano potuti passare, finché non gli avvenne di notare più volte che la sera tardissimo vi era una luce in chiesa. Andava a vedere e trovava sempre don Vendrame in profonda adorazione. Ora capisco, disse, perché fa tante conversioni. Ci mettiamo in piedi e insieme preghiamo. O Gesù, aiutaci a diffondere la tua fragranza ovunque noi andiamo. Infondi il tuo spirito nella nostra anima e riempila del tuo amore, affinché penetri nel nostro essere in modo così completo che tutta la nostra vita possa essere soltanto fragranza e amore trasmesso tramite noi e visto in noi. E ogni anima con cui veniamo a contatto possa sentire la tua presenza nella nostra anima e poi guardare in su e vedere non più me, ma Gesù. Resta con noi e noi cominceremo a brillare della tua luce, a brillare per essere una luce per gli altri. La luce, o Gesù, sarà la tua, non verrà da noi. Sarà la tua luce che brillerà sugli altri attraverso noi. Lascia che ti rivolgiamo le nostre preghiere nel modo che più ami, spargendo la luce su quelli che ci circondano. Lasciaci predicare senza predicare, non con le parole ma con l'esempio, con la forza che attrae e l'influsso di quel che facciamo, con la pienezza dell'amore che abbiamo per te nel nostro cuore. Amen. Preghiera di Madre Teresa. Ora insieme cantiamo Servo per amore. Si imbianca già, tu guardi le
Ci possiamo sedere per ascoltare ora la testimonianza del postulatore per conoscere meglio alcuni tratti della santità di Don Costantino ancora attuali per il tempo che stiamo vivendo. Questa veglia missionaria con l'adorazione eucaristica si caratterizza proprio per la memoria viva del servo di Dio Costantino Vendrami, di cui quest'anno, 2024, ricordiamo il centenario sia della sua ordinazione sacerdotale avvenuta a Milano il 15 marzo di quell'anno, sia la consegna del crocifisso missionario avvenuto il successivo 5 ottobre nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino. È molto bello che facciamo questa memoria in un clima eucaristico, con questa adorazione. Don Costantino è stato un prete missionario animato profondamente dall'Eucaristia. E mi piace anche sottolineare questo respiro ecclesiale di questo incontro con la presenza del nostro Vescovo, perché la sua vocazione è radicata in questa terra e in questa diocesi. Questo ragazzo possiamo dire che era nato qui, in questo luogo, che qui è stato battezzato. Fin da bambino forse ha sentito un profondo richiamo, una profonda vocazione. Una vocazione missionaria che era come un fuoco che si è acceso dentro di lui, che l'ha accompagnato negli anni di studi nel seminario diocesano di Ceneda e che poi è sbocciata e maturata nella vocazione missionaria salesiana in India. Ma è anche bello, e ci tengo a sottolinearlo, che la causa di beatificazione è nata da qui. Sono stati alcuni laici, sacerdoti di questa diocesi che hanno spinto per aprire la causa di Don Costantino. E quindi il legame con questo luogo, con questa terra, è davvero importante. E voglio fare solo 2 sottolineature. La prima è una lettera che lui scrive alla mamma Elena. Il suo legame con la famiglia e con la parrocchia è sempre stato vivissimo. E c'è tutto un epistolario, soprattutto con la mamma e la sorella Angela. E nell'imminenza delle ordinazioni su diacono e poi prete, scrive una lettera, credo molto, molto bella, di cui leggo proprio solo un piccolo passaggio. E dice alla mamma: tra poco sarò ordinato su diacono, poi diacono e presto sacerdote. Mi dicesti altra volta che questo tuo figlio l'hai affidato a Maria Ausiliatrice. Ebbene, egli si trova precisamente nelle sue mani. Io la sento questa predilezione sopra di me ed ogni giorno la tocco con mano. Sento che essa mi avvolge in uno sguardo di tenerezza più che materna. Sento che essa guida personalmente tutte le cose mie ed è per questo che io sono sempre contento e tranquillo, persuaso che quello che capita intorno a me tutto succede per il mio maggior bene. Del resto, quello che per il momento importa maggiormente è che mi abbiate ad aiutare a prepararmi degnamente a questo gran passo del sacerdozio. E lo farete pregando la cara Ausiliatrice e il cuore sacratissimo di Gesù, perché riversino sopra questo tuo figliolo torrenti di grazie. E lo farete pregando lo Spirito Santo, perché mi possiede interamente e mi elevi all'altezza della mia sublime missione,
comunicandomi la pienezza dei suoi doni. Ecco, questa vita profondamente in Dio, in Gesù, animata dallo Spirito e accompagnata da Maria. E quando parte con la nave da Venezia per andare in India, ecco, annota queste parole. Uno strappo violento che spezzò l'ultimo filo che lo univa ancora ad una cosa tanto amata, il distacco dalla sua gente, dalla sua terra, dall'Italia. Ma succede subito una visione radiosa di terre sterminate, popoli innumerevoli da redimere e anime, tante anime da salvare. E colpisce come lui, che è stato il pioniere, l'apripista, che ha fondato la presenza in modo straordinario della Chiesa nel nord-est India, è stato animato proprio da una grande visione missionaria, anime da salvare. E davvero anche, direi, i numeri sono impressionanti. I battesimi che lui ha amministrato, i villaggi che ha fondato, un vero missionario apostolico, sulle orme di San Paolo, sulle orme di San Francesco Saverio. Ecco, credo che sono due piccoli spunti che vogliono aiutarci a celebrare quest'anno facendo memoria di Don Costantino prete missionario. E stasera ho avuto anche la grazia e la gioia di conoscere e incontrare la comunità del seminario diocesano e proprio chiediamo per questi giovani che si preparano ad essere preti, che siano animati da quello spirito apostolico che davvero infuocò il cuore di Don Costantino. Dalla Gaudete ed Exultate di Papa Francesco. Per un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra senza concepirla come un cammino di santità, perché questa infatti è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ogni santo è una missione, è un progetto del Padre per riflettere ed incarnare in un momento determinato della storia, un aspetto del Vangelo. Questo è un forte richiamo per tutti noi. Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i segni che Egli ti offre. Chiedi sempre allo Spirito che cosa Gesù si attende da te in ogni momento della tua esistenza e in ogni scelta che devi fare, per discernere il posto che ciò occupa nella tua missione. E permettili di plasmare in te quel mistero personale che possa riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi. Voglia il cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché ciò sia possibile e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Facciamo nostre ora in piedi le parole di Don Tonino Bello e ci alterniamo a un solista. E insieme diciamo: aiutami, Signore, a mettermi in cammino. Anche se l'orizzonte mi sembra scuro, anche se la ricompensa agli occhi del mondo non vale l'impegno, anche se la gente pensa che il mio apporto per un mondo nuovo non è granché.
Aiutami, Signore, a mettermi in cammino. A lasciar da parte ciò che mi paralizza, a lasciar da parte ciò che mi rende schiavo, a lasciar da parte ciò che mi spezza in due il cuore. Aiutami, Signore, a mettermi in cammino. A non giustificarmi quando non vedo i frutti, a non giustificarmi quando mi mancano le forze, a non giustificarmi quando non ricevo un grazie riconoscente. Aiutami, Signore, a mettermi in cammino. Ad abbandonare tutto ciò che non mi permette di seguirti, ad abbandonare la timidezza e la mancanza di coraggio, ad abbandonare il mio orgoglio e soprattutto ad abbandonarmi a te. Aiutami, Signore, a mettermi in cammino. Ad annunciare il tuo regno agli afflitti, a portare la buona novella a chi è scoraggiato, a nutrire della tua parola chi è senza speranza e a nutrire della tua Eucaristia i poveri di spirito. Aiutami, Signore. E con il canto diciamo al Signore il nostro eccomi.
E in questo terzo momento vogliamo metterci in ascolto della parola di Dio che ora accogliamo con il canto. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo aver ascoltato Gesù, uno dei commensali gli disse: «Beato chi mangerà il pane nel regno di Dio». Gesù rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti invitati. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto». Ma tutti, all'unanimità, cominciarono a scusarsi. Il primo disse: «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego, considerami giustificato». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego, considerami giustificato». Un altro disse: «Ho preso moglie e perciò non posso venire». Al suo ritorno, il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi». Il servo disse: «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo: «Esci per le strade e lungo le siepi, spingili a entrare, perché la mia casa si riempia. Perché vi dico, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena». Parola del Signore. Spingili a entrare perché la mia casa si riempia. Questa casa, dove viene celebrata una grande cena, è simbolo di quella relazione filiale che Dio desidera stabilire con tutti gli uomini, perché possano realizzare la loro vita. È una grande festa a cui tutti sono invitati, non per far numero o per far bella figura a colui che li invita, ma perché scoprire di essere figli amati e vivere come tali è la cosa più bella e più importante che ci sia. Esserne esclusi significa essere perduti. Padre Costantino, Don Costantino aveva capito pienamente la bellezza, l'importanza, la decisività che tutti potessero accogliere questo invito. Venite, è pronto. Perché aveva capito che si trattava della salvezza eterna. Proprio per questo si dedicava senza sosta e instancabilmente ad annunciare questa bella notizia, cioè il Vangelo, buona
notizia, buona novella. Un testimone scrive di lui: egli era spinto dall'urgenza, spinto proprio instancabilmente dall'urgenza di estendere il regno di Dio, di preparare dovunque la venuta del Signore. E così, in pochi anni, percorse migliaia e migliaia di chilometri, malgrado le difficoltà del tempo, rivolgendosi in modo speciale alla tribù Casi, come abbiamo sentito anche nella veglia poco fa. Don Costantino era invaso dalla santa impazienza di Francesco Saverio, lo chiamavano il nuovo Francesco Saverio. Tipico uno dei suoi discorsi ai giovani chierici che si addestravano in Shillong alla futura vita missionaria. Spiegava la parabola del re che invita al banchetto nuziale del figlio, e cioè la chiamata al regno messianico, la parabola che abbiamo appena ascoltato dal Vangelo di Matteo. Noi abbiamo letto il Vangelo di Luca. E l'eloquenza, dice il testimone, l'eloquenza di Don Costantino divenne irruente, specialmente quando spiegò: va per le strade, lungo le siepi, sforzali a venire affinché si riempia la mia casa. Quel sforzali a venire, che in latino si dice compelle entrare, quel compelle entrare fu il suo grido di battaglia. Andò lungo le siepi, delle colline Casi, nelle valli profonde, annunciando la buona novella ai poveri, agli umili, sforzandoli ad entrare con la voce dell'amore e della carità. Non li prese per il collo, non li costrinse. Eppure la sua presenza fu estremamente convincente, e abbiamo capito anche dov'era il segreto profondo di questa eloquenza convincente, che non era solo della parola o di altre risorse, ma era della sua vita, era l'Eucaristia, la relazione personale con Gesù, a cui dedicava ore di notte e di giorno. Era davvero considerato un rapitore di anime, ma nel senso buono, uno che diffondeva la fede attraverso la sua parola, ma soprattutto attraverso il modo con cui viveva il Vangelo del Signore. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. Abbiamo appena cantato queste parole. Pensiamo che i piedi di Don Costantino sono stati veramente resi saldi dalla relazione che aveva con il Signore, il quale gli ha fatto capire quanto importante fosse che questa relazione fosse diffusa e che tutti potessero sperimentarla. Padre Costantino ha camminato in maniera incredibile, percorrendo a piedi distanze enormi, proprio animato da questa certezza, da questo Vangelo da annunciare. E mi è venuto in mente proprio il versetto che io ho scelto come motto del mio stemma episcopale: omnia propter evangelium, tutto per il Vangelo. Io l'ho messa nel mio stemma, ma se c'è uno che l'ha vissuta pienamente, è proprio Padre Costantino. Tutto per il Vangelo, tutto per il Vangelo. E si vedeva, e questo rendeva convincente la sua parola, la sua presenza, e questo suscitava anche quelle conversioni di cui abbiamo sentito. Chiediamo al Signore di sapere anche noi essere toccati interiormente dalla testimonianza di Don Costantino e dal suo esempio, perché anche per noi si realizzi quello che si è attuato in lui. Anche tu, ci diceva poco fa nella lettura che abbiamo fatto Papa Francesco nella enciclica sulla santità, anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una missione. E poi ci ha detto che questa missione va intesa come un cammino verso la santità, un cammino in cui accogliamo l'invito a partecipare alla relazione filiale con il Signore. Venite, tutto è pronto, venite alla cena,
la relazione filiale con il Signore, lo viviamo, questo invito, e lo diffondiamo nei confronti di tutti coloro che incontriamo. Ebbene, l'esempio, la testimonianza, l'intercessione di Padre Costantino ci aiutino a vivere tutto questo. Ci lasciamo aiutare dal canto a meditare sulle parole che abbiamo appena ascoltato. Ora ci mettiamo in piedi e invochiamo il Signore, il dono della sua grazia, della sapienza del cuore. Ad ogni invocazione che verrà accompagnata da un segno che verrà portato qui davanti all'altare e da una preghiera risponderemo: donaci, Signore, la sapienza del cuore. I fiori che ora vengono portati, i fiori variegati, ci ricordano l'attenzione del popolo indiano per i colori e per quello che ciascuno di essi rappresenta. Insegnaci, Signore, a tenere presente nelle nostre relazioni l'unicità delle persone che incontriamo e la bellezza delle loro diversità, per essere accoglienti verso tutti coloro che incontriamo ogni giorno. Le sciarpe sono tipiche dell'abbigliamento della popolazione Khasi del territorio di Shillong. Insegnaci, Signore, a vedere la Tua presenza nella cultura di ogni popolo che abita la terra,
per annunciare Cristo, parola fatta carne, attraverso il bene presente nel cuore di ogni uomo. Preghiamo. Donaci. L'immagine di Don Costantino ci invita a raccontare la sua storia e condividere la sua testimonianza di vita. Insegnaci, Signore, a renderti grazie per i testimoni del tuo amore che ci hai donato nella vita di tanti santi e beati, e ravviva in noi il desiderio della santità vissuta nelle pieghe del quotidiano. Preghiamo. Le spezie profumate sono un'altra caratteristica della cultura indiana. Insegnaci, Signore, a non aver paura di mostrare a tutti la bellezza della vita cristiana e di condividerla anche con chi non crede o è in ricerca, così da essere missionari qui e ora con le nostre vite profumate di Cristo. Preghiamo. C'è un oggetto esposto nella mostra parrocchiale su Don Costantino, una piccola bacheca con tutti gli strumenti di lavoro della popolazione con cui Don Costantino ha condiviso ogni cosa. Insegnaci, Signore, a condividere energie e risorse con coloro che ti cercano con cuore sincero, per poter crescere tutti insieme in un nuovo umanesimo cristiano. Preghiamo. E infine la lanterna ci richiama alla luce della fede cristiana che Don Costantino contribuì ad accendere e alimentare nel cuore del popolo indiano. Insegnaci, Signore, a tenere viva nelle nostre comunità la stessa fiducia in Dio e la stessa passione evangelica. Preghiamo. Ora chiediamo al Signore la benedizione, la sua benedizione, e lo facciamo mettendoci in adorazione con il canto «Sei tu, Signore, il pane». Ci mettiamo in ginocchio. Preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Mentre viene riposto il Santissimo Sacramento, ci alterniamo con le acclamazioni. Dio sia benedetto. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Possiamo metterci in piedi. E prima di concludere questo momento di preghiera, vogliamo ancora una volta insieme recitare la preghiera di intercessione al servo di Dio, Don Costantino Vendrame. Insieme. Ti ringraziamo, Signore, per il tuo servo, Don Costantino Vendrame, testimone e missionario generoso del tuo Vangelo, tra i fratelli più piccoli e lontani del mondo. La tua parola è risuonata fortemente nel suo cuore ed egli ha risposto prontamente al tuo amore e l'ha fatto conoscere con il dono totale della sua vita. Rendi anche noi testimoni generosi della fede che abbiamo ricevuto nel battesimo e fa che i nostri cuori ardano dal desiderio di farti conoscere ed amare nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei nostri ambienti di vita in tutto il mondo. Fa che sia presto riconosciuta dalla Chiesa la santità della sua vita e per intercessione di Don Costantino concedici la grazia di vocazioni alla vita sacerdotale e consacrata, che fiduciosi ti domandiamo. Maria Ausiliatrice, sostieni la nostra preghiera. Concludiamo così la nostra preghiera, ma prima ringraziamo chi ci ha aiutato a pregare, in primis il nostro Vescovo Corrado, Don Pierluigi Cameroni, che domani avrà un'altra giornata impegnata
per diffondere la testimonianza di Don Costantino. Grazie al coro che ci ha accompagnato, a Don Arnaldo che ci ha accolto in questa chiesa, che pur in restauro, ma era accogliente lo stesso. Grazie a tutti quelli che hanno preparato la veglia, in particolare l'ufficio missionario diocesano e il gruppo che qui in parrocchia a San Martino di Colomberto porta avanti questa missione di far conoscere Don Costantino Vendrame, ma noi vorremmo che questa missione si allargasse a tutta la diocesi. Ecco perché secondo me da questa sera comincia un percorso nuovo per far conoscere Don Costantino davvero a tutti. E allora chiediamo questo anche. Durante il canto finale chiedo al Vescovo di mettersi pure dalla parte della gente, perché durante il canto finale verrà consegnato un piccolo segno da lui da portare nelle nostre case. È un piccolo sacchetto contenente delle spezie profumate. Questo segno ci ricorda il popolo e la cultura per cui Don Costantino ha donato tutta la sua vita. Il profumo delle spezie ci invita a essere anche noi profumo di Cristo nella vita di tutti i giorni. Come dice San Paolo, noi siamo dinanzi a Dio il profumo di Cristo. Questa è la nostra missione. Durante il canto finale, aspetta un minuto, iniziamo il canto finale e poi ci possiamo accostare al nostro Vescovo. Il canto, tra l'altro, è un inno del gruppo Giovani di Shillong al servo di Dio Don Costantino Vendrame. Lo ascolteremo in ritornello e parte recitata. Il 1924 è stato l'anno benedetto per la diocesi di Shillong. Il Signore ci ha mandato un grande apostolo per rivelarci il Vangelo. Padre Vendrame, missionario venuto da lontano, mandato da Dio per portarci l'amore del Signore, l'amore del Signore. Padre Vendrame, appassionato missionario di Cristo, sei salito sulle colline e sei disceso nelle pianure, hai attraversato boschi e torrenti, sempre instancabile per portare a tutti l'amore di Dio. Nel tuo zelo apostolico hai dimenticato te stesso, ma Dio ti ha dato sollievo e coraggio per diffondere ovunque il Vangelo del Signore. Hai camminato da solo per chilometri e chilometri, senza cibo né bevanda, per consolare il povero e l'ammalato,
per confortare nel dolore e sostenere nelle prove, per aiutare i giovani a continuare a sperare. Consegna al coro le spezie profumate. Quindi ci vediamo all'esterno per i saluti e troverete qualcosa di buono e caldo. Se poi volete portare a casa del materiale su Don Costantino, sul banchetto in fondo c'è